io credo che in questi anni un po', insomma, il contributo che è stato dato nelle nostre piazze, nei nostri quartieri, nelle nostre parrocchie, ecco, fatto dalla nostra associazione, un contributo molto importante, no? Sono stati anni difficili che abbiamo affrontato grazie al coraggio e alla generosità, ecco, vostra. Io così, insomma, in questo momento devo dire come capo scout della GESCI mi sono sentito veramente onorato in questi anni di aver potuto vedere, ecco, per lo più via Zoom, però una serie di comunità capi, di gruppi, di zone che si sono rimboccate le maniche, no? Allora è vero che magari in Veneto siete abbastanza i primi della classe, insomma lo sentivamo prima, però noi abbiamo questa grande forza di essere un'associazione nazionale che conta circa 2000 gruppi che su tutto il territorio italiano, ecco, si sono spesi in modo molto, molto forte. Peraltro voi sapete che, diciamo, iniziata l'emergenza sanitaria, poco dopo, insomma, quella economica, e tutti quanti noi abbiamo, ecco, sia l'esempio di persone che, insomma, vicini a noi che abbiamo perso, sia persone vicino a noi che hanno perso il lavoro, no? E quindi una difficoltà crescente e una situazione di emergenza educativa grossa. Una situazione in cui, non so, così io penso alla situazione, non so, mia figlia piccola in DAD e una sua compagna di classe, ecco, già in difficoltà, che li saluta a metà lezione perché deve dare il tablet al fratello perché ne hanno uno solo in famiglia, no? Persone vicine a noi che si allontanano. Allora la domanda è: chi nei prossimi anni farà il collante sociale e aiuterà a avvicinare queste distanze? Ecco, allora questo è una cosa che ci riguarda, no? L'iCare di Don Lorenzo Milani, no? È quello che adesso dobbiamo dire tutti noi, impegnandoci ancora di più. Saranno anni prossimi ancora più importanti per la nostra associazione e per lo scautismo. Ecco. E adesso, ecco, inizio volando basso, quindi chiedo scusa, però siccome lo scautismo entra dai piedi, ogni tanto anche il dettaglio può essere utile. Allora, voi avete le copie di due documenti, no? Le strategie nazionali di intervento e un documento che si chiama Educare Oggi. Una cosa che è chiara a tutti, l'avete detto anche voi in verifica, che spesso in comunità capi, e lo sappiamo bene, no? Questi documenti, insomma, viaggiano a un livello un po' diverso da quello che poi è la giusta concretezza che uno vive nel gruppo, no? Ecco, allora la questione è che se sono documenti del nazionale o documenti dei consiglieri generali, ecco, non vanno lontano. Un po' l'invito è: pensiamo al patto associativo, no? Il patto associativo. Il patto associativo è mio, è tuo, è suo, è nostro, è nostro. Non è un documento, nessuno di noi pensa, ma l'hanno fatto i consiglieri generali, l'hanno votato, il percorso è del nazionale. No, è un documento nostro. Sono un po' come gli incarichi, no? Cioè io adesso sto facendo il capo scout, no? E li facciamo a rotazione, no? Dopo lo farà lui, poi lo farà lui. Ci passiamo il testimone perché l'associazione siamo noi. Allora questi documenti sono documenti dell'associazione, funzionano solo se li percepiamo così. Anche chi arriva oggi, no? Si mette in una storia che hanno tracciato altri, no? Magari può non aver contribuito nella fase di istruzione, contribuirà adesso nella fase di diffusione, no? Ecco. Quindi la cosa molto importante è questa, di sentirci parte di una storia e parte di un'associazione, no? Allora, in questo modo qui, questi documenti possono essere utili a cosa? A
fare un po' meglio il servizio nei nostri gruppi, nel nostro territorio, no? Ecco, questo è lo scopo. Allora io ritorno un attimo sul percorso per dire due cose su questo percorso. Ecco, la prima, un aspetto molto importante di una cosa che credo abbia funzionato e che quindi penso si possa esportare anche nelle dinamiche che uno ha nel proprio gruppo, eccetera. Allora noi a un certo momento partivamo da 7 ambiti, comunque eravamo arrivati ad avere 7 ambiti, e ecco, avevamo 2 strade, una strada che è classica, diciamo, che insomma vedo usata molto spesso, è quella di discutere e mettersi d'accordo, no? E le 7 accorparle e farle diventare 3, in modo tale che siamo tutti contenti, poi voi votate quella, io voto l'altra perché era la mia, no? Eccetera, e quindi alla fine, diciamo, uno ottiene che sono tutti contenti. Ecco, tipicamente questo non è un gran modo di fare, anche se è quello che spesso ci risolve il problema. Diciamo, il modo così che abbiamo utilizzato questa volta è stato invece quello di dire diamoci delle priorità. Quindi che insomma darsi delle priorità è una delle cose principali che si fa nell'educazione, no? Ecco, quindi questa cosa che noi siamo abituati a fare nelle nostre unità, usiamola anche nel processo delle SNI. Diamoci delle priorità, abbiamo 7 ambiti, non facciamo accorpamenti, ne scegliamo 3, vuol dire che ne scartiamo 4, perché non possiamo fare tutto, però quello che succede è che scegliendo delle priorità non devi annacquare, non devi avere ambiti che sono troppo generali e quindi così vaghi e ampi che poi diventano poco incisivi, ok? Proprio perché è utile discutere insieme e arrivare a delle soluzioni comuni, però bisogna allo stesso tempo, no, mantenere il fatto di essere incisivi. Allora, per esempio, i 3 ambiti emersi in questo caso sono ambiti, quindi quelli più votati hanno una forte incisività, no? E direi che sono anche facilmente applicabili in gruppo. Ecco, un'altra cosa, prima di entrare nel dettaglio, ecco, un'altra cosa sul percorso. Allora, ci sono tanti luoghi, no? In associazione ne abbiamo tantissimi, ecco. Ecco, ognuno, se riesce a fare il suo nel modo giusto, diventa funzionale a quelli che sono i nostri percorsi, no? Quindi solo per ricordare che per esempio l'assemblea, questa di oggi, no? Che diciamo, è servita a costruire il pensiero, no? Mentre saliva, no? Tra i suoi compiti c'è anche di verificare, no? L'attuazione di quanto deciso. Oggi è il momento di verifica, no? L'ha fatto il comitato, l'hanno fatto i consiglieri, dicendo guardate ci eravamo detti questo, è successo questo, no? Va così. E la verifica è un diritto di questa assemblea, quindi uno dice va bene, ma allora alla fine queste SNI come sono venute fuori, rispondono alle nostre aspettative, eccetera. Quindi questo è un momento corretto, no? I consigli, no? I consigli sono luoghi preziosi, molti di voi o ne sono parte, consiglio regionale o consiglio di zona, o ne faranno parte nei prossimi anni, proprio per questa cosa che a turno diciamo alla fine ci tocca fare un po' tutto. E consiglio è un organo di collegamento tra i livelli, ecco, però tra i suoi compiti c'ha concretizzare gli orientamenti associativi espressi dalle strategie nazionali di intervento. Quindi il Consiglio di zona è uno dei luoghi dove questi documenti possono effettivamente avere un livello di discussione, di dettaglio, no? Voi sapete che la zona mantiene il progetto di zona, che è fondamentale, ha questo rapporto col territorio forte, no? E la zona è il luogo di sviluppo, ecco, della nostra associazione. Quindi un ruolo che i consigli devono avere, e i consigli di zona, no? E in questo c'è il ruolo dei consiglieri generali, che è molto importante. Da quello che abbiamo scritto
e votato nel documento del 2019 sulla figura del consigliere, i consiglieri generali sono chiamati a osservare, ascoltare, dialogare, favorire il dibattito associativo, farsi tramite tra i livelli associativi e esprimere il voto, quindi un sacco di cose, e vanno sfruttati a questo scopo, no? Ecco, adesso 2 parole invece sulle strategie nazionali di intervento. Allora, la prima è, io credo che è stato fatto un ottimo lavoro e peraltro uno dei 2 coordinatori della commissione di consiglio generale era proprio la Chiara Costantini, quindi il consigliere generale del Veneto, e devo dire che era la seconda volta che si facevano. Ecco, se le leggete, io credo che siamo riusciti abbastanza a valorizzare un percorso molto difficile di 2 anni. Vorrei dare solo alcuni spunti, facciamo così, un po' complementari rispetto a quello che c'è scritto, no? Magari solo per dire come si può discutere di queste in comunità capi, come è possibile discuterne in zona. Ecco, per esempio, sulla prima strategia nazionale di intervento, no? Immergersi nel creato, molto bella. Io qui ho 2 pensieri da dire. Il primo è questo. Allora, partirei da Baden-Powell. Ecco, partirei da Baden-Powell perché ogni tanto di Baden-Powell ci si dimentica, e invece è molto utile così, questo meccanismo nostro, no? Che è fatto da strategie, progetti, programmi, eccetera, ogni tanto prendere un bel respiro, no? E ritornare alle fonti, no? Per esempio, una cosa che tengo a dire sempre, no? Se uno prende Scautismo per ragazzi, no? Lo si legge. Quello è scritto per l'esploratore, scritto a lui. Se uno prende il manuale dei lupetti, è scritto al lupetto, è il lupetto che lo legge e dice farai questo e quest'altro, no? La strada verso il successo per il rover e il libro dei capi, suggerimenti per l'educatore, insomma come si vuole tradurre, il titolo è per i capi. Se voi pensate alla manualistica della Gesci, è tutta scritta per i capi. Baden-Powell non ha mica fatto così, non ha scritto Scautismo per i capi che lo spiegano e lo fanno vivere ai ragazzi. Quello ha preso gli strumenti, puff, li ha messi nelle mani dei ragazzi, capito? Cioè, come si fa il grande urlo, ci sono i disegnini, se lo legge il lupetto, come si fa? Gli dice al capo guarda che è sbagliato, cioè per dire, no? Cioè, Baden-Powell, diciamo, questo gesto così di fiducia forte lo fa. Pensate che sfida sarebbe per la nostra associazione rivedere tutta la manualistica e farla così? No? Quello sarebbe una cosa molto bella. Quindi insomma, negli anni futuri magari queste cose le possiamo far venire fuori. Ecco, e partendo da Baden-Powell c'è una citazione. Dice così, allora, dal libro dei capi: l'aspetto fondamentale del movimento scout è il suo spirito e la chiave per comprenderlo è l'avventura fantastica della scienza dei boschi e dello studio della natura. Ossia, l'aspetto fondamentale è lo spirito dello scautismo, non te lo posso spiegare. Si capisce con lo studio della natura. Sappiamo, no? Cos'è lo studio della natura? È quello che per le SNI nostre diventa immergersi nel creato. Cioè, lo studio della natura è la cosa che io vado a fare legna, non sto rubando niente al bosco, perché io e il bosco siamo fratelli, no? C'è un rapporto in cui lo rispetto, no? Perché lo rispetto? Perché se pensiamo alla legge, la legge nostra dice una cosa felicissima, dice amano, no, e rispettano la natura, amano la natura. Allora io amo la natura, quindi è chiaro che la rispetto perché la amo. Non è una questione di regole, non è una questione di regole, è una questione di sentimento. Cioè, prima è una questione di sentimento, amo la natura,
e allora poi dopo diventa facile rispettare le regole, no? E questa parte qui, guardate, è straordinaria, no? È un po' così come la fede. Prima amo Gesù, poi allora vado a messa, non è una regola, è un piacere, no? Ecco, perché laddove trionfa la regola, poi sappiamo che dopo un po' il comportamento diventa faticoso e tende a sparire, no? Ecco, quindi in questa parte dell'immergersi del creato c'è poi tutta la questione sull'ecologia integrale e tutto quello su cui diciamo, l'enciclica di Papa Francesco ci aiuta molto, quindi è chiaro che anche in comunità capi o nelle assemblee, nei consigli, eccetera, è ovvio anche che insomma, quello che ci arriva da Papa Francesco, questa idea, no, del grido della terra e del grido dei poveri, no? Questo collegare le due cose, no? L'immergersi nel creato è la terra e le persone, ecco, e tutta una serie di altre cose che diciamo, per noi sono spunti molto utili. Sulla seconda strategia nazionale di intervento, no? Crescere cittadini attivi. Ecco, io qui ho tre cose che ci tengo a sottolineare. Allora, la prima, e molto spesso ci dimentichiamo, io penso all'attività che uno fa in comunità capi, no? Per cui suggerisco anche al consiglio di zona o i luoghi che abitiamo, la Costituzione della Repubblica Italiana. Ecco, quanto e quando se ne parla, no? Voi sapete che, voglio dire, noi cresciamo cittadini attivi, ma quali sono i valori di riferimento? Allora anche lì, voglio dire, come nello scautismo, uno ogni tanto prende un respiro e si legge Baden-Powell, no? Così, voglio dire, ogni tanto nella vita di ogni giorno ci prendiamo un respiro e leggiamo la Costituzione. C'è la lettera di Zuppi, no? alla Costituzione, quella è un'altra lettura molto interessante. Sono una serie di approfondimenti che sono molto, molto utili, che ci possono aiutare a focalizzare l'ambito di questa strategia, no? Altri ecco, due punti di riflessione. Uno lo accennavo prima, no? Quali sono le grandi sfide del Paese? Le grandi sfide del nostro Paese. Che ruolo vogliamo averne? Allora, questo si traduce nel nostro quartiere e nella nostra città, no? Quali sono le sfide che vogliamo affrontare per il territorio in cui viviamo? Ecco, e da ultimo la questione del pensiero critico. Ecco, voi sapete quanto è fondamentale oggi aiutare le ragazze e i ragazzi a sviluppare un proprio pensiero critico, no? Che è fondamentale per poi essere cittadini attivi. Lo scautismo aiuta molto a sviluppare il pensiero critico, no? Dico solo alcuni così, strumenti, giusto per mettere in evidenza alcune cose che stanno proprio alla base del metodo scout. E noi sappiamo, no, che il nostro metodo è fortemente esperienziale, no? L'esperienza è al centro di tutto. Non è solo l'esperienza, perché per esempio il fare, no? È una delle tentazioni nelle quali siamo immerse all'interno della nostra società, no? Io continuo a fare cose, lavoro, vado a prendere l'aperitivo, faccio un'altra cosa, vado al cinema, non penso ai miei problemi, vado a dormire, mi sveglio, faccio, no? Divento praticamente un ingranaggio di una ruota, continuando a fare, come scriveva Bauman, ho questa sensazione di amnesia dai miei problemi, che è la felicità dell'uomo di oggi. E guardate che noi siamo immersi in questa situazione, ecco. Lo scautismo ha un metodo che è fortemente in controtendenza. Perché? Perché un aspetto fondamentale non è solo vivere
le esperienze, ma anche fermarsi a rileggere le esperienze, no? Per noi addirittura alla luce della parola di Dio, okay? Comunque fermarsi a rileggere le esperienze, no? Noi abbiamo un metodo che è pieno di occasioni in cui ci si ferma a rileggere le esperienze, alla ricerca del senso, perché poi il problema è proprio quello, no? Il problema è quello del senso che ti aiuta poi ad avere un pensiero critico. Allora, i momenti, no, di sintesi e di rilettura sono sì, like, sono il deserto, sono tutti i vari momenti di verifica all'interno delle attività, no? A seconda della branca, insomma, ci sono tutti i vari consigli in cui uno fa la verifica, ecco, ma anche la route è un momento di sintesi della propria vita. Chiaro che se uno la route fa 2 giorni camminando mezz'ora, poco aiuta a fare sintesi della propria vita, no? Ecco, altri momenti di sintesi della nostra, sono i momenti di preghiera. I momenti di preghiera sono dei momenti che non è solo il pregare, no? È che io in quel momento sto rileggendo la mia esperienza, no? Quindi mi viene in mente una cosa che facciamo tutti nelle nostre attività, no? La sera, no? Al campo, alle vacanze di branco, dice, pensiamo a una cosa bella che è successa oggi, no? Che ci ha donato il Signore. Ecco, ma questa cosa così semplice, quanti adulti la fanno nella loro vita di ogni giorno? No, fluiscono, anche noi, no? Un po' fluiamo, ma la sera, banalmente, uno si ferma un attimo e dice, rileggo la giornata, una cosa bella. Sono questioni, sembrano banali, no? Ma perché lo scautismo è un gioco semplice, però in questa semplicità ci sta una risposta fortissima, perché oggi, voglio dire, una delle sfide dell'educazione di oggi è aiutare i ragazzi a rispondere alla complessità che stanno vivendo, a questioni, domande così complesse, no? In cui bisogna cercare di dare non risposte banali, non risposte facili, ok? Quindi questo è un aspetto. Ecco, rispetto all'ultima SNI, anche qui diciamo un collegamento, ecco, un po' col nostro metodo, il curare relazioni autentiche. Dunque credo che un po' a tutti noi capita che ogni tanto incontriamo qualcuno, no? Che magari non vediamo da 10 anni e immediatamente ci sentiamo fratelli, no? Cioè, ovviamente a me in assemblea è capitato, no? Qua venendo, no? Qualcuno che non vedo da un sacco di tempo, è uguale come se ci fossimo visti ieri. Ecco, ci sono invece altre persone con cui magari uno ha fatto, non so, ci lavora insieme, abita nello stesso palazzo, eccetera, e invece si saluta così, no? Ecco, quali sono i meccanismi che fanno sì che certe relazioni diventino di qualità e altre no? Allora, questo ritengo sia abbastanza utile rifletterci un po'. È un esempio, ecco, di una riflessione che si può fare appunto in comunità capi o in zona su questo aspetto delle strategie nazionali di intervento. Ecco, quello che succede è che, per esempio, io e lui, adesso magari se ci rivediamo tra un giorno, ci salutiamo così, no? Con un reciproco affetto e stima, però se adesso, per celebrare la messa, io e lui uscissimo, andassimo nel bosco a cercare la legna per costruire l'altare, costruiamo l'altare, tra 10 anni, quando ci vediamo, la relazione è molto diversa, perché tra di noi c'è qualche cosa in mezzo di speciale. Quando uno va in route e cammina 7 giorni, alla fine del 7° giorno puzzi uguale, capi, ragazzi puzzano tutti uguali, no?
Ecco, quell'esperienza che hanno vissuto insieme è un'esperienza significativa sulla quale si creano le relazioni significative. Cioè le relazioni significative sono frutto di esperienze significative vissute insieme. Per cui se un clan si trova a bere la birra, l'esperienza comune è bere la birra. Se il clan si trova insieme a fare un grande servizio, ok? O affronta una grande route, il vissuto insieme la grande route, ok? Allora voi quello che noi possiamo dedurre da questo è che tutto quell'insieme di aspetti, il campo EG, trovare un bel posto, bello, un bel posto, cercare di farlo durare 15 giorni. Questi aspetti qui sono aspetti che pagano in termini di relazioni di qualità. Relazioni di qualità vuol dire, sapete che litigare è difficilissimo, no? Infatti negli studi, no, emerge che oggi il termine che si usa è la sopportazione, no? Piuttosto che litigare con lei, io la sopporto in coca, a casa, cioè, perché litigare richiede avere una relazione di una certa qualità, perché se la metto in crisi devo poter recuperare. Allora il fatto di aver faticato sotto lo stesso zaino col sole, presa la pioggia, eccetera, fa sì che il capo clan, chi è, al ragazzo quella relazione lì la può mettere in crisi, non si rompe. Cioè la fragilità delle relazioni, no? Che è costruita su esperienze che non hanno grosso valore, ecco, fa sì proprio che l'impianto non funziona alla radice, ok? Quindi da cui questa attenzione a livello nazionale che, come vedete, diciamo, in realtà parte da questioni che sono di vita dei nostri gruppi, no? Proprio così definiremo i fondamentali del metodo, però purtroppo quanti campi non hanno più tutte queste caratteristiche, no? Allora voglio dire, l'idea è, ne discutiamo, no? E cerchiamo di ripartire su questo. Come sono come tempi, scusa questo? Boh, ok, perfetto. Allora sentite, adesso mi vorrei spostare invece, quindi dalle strategie nazionali di intervento che il Consiglio Generale poi ha intitolato Cambiamo il mondo con l'educazione, devo dire, trovo anche il titolo ben riuscito, ecco, è una bella sfida. Ecco, al documento questo che è stato intitolato Educare oggi. Allora, vi parlo un attimo del percorso di questo documento, perché siccome è durato alcuni anni, magari non è ovvio essere riusciti a seguirlo. Allora, l'idea è stata la seguente, di dire, prendiamo le 3 scelte del patto associativo, no? Ecco, e su ognuna facciamo una riflessione, una per anno, no? E la riflessione trova una sintesi scritta durante il Consiglio Generale, okay? Quindi questa era un po' l'idea del percorso, no? Come tutte le cose, sempre un po' riesce meglio, un po' riesce peggio, eccetera, ecco. E quello che è stato fatto è 2019 la scelta politica è stata tradotta nella scelta di accogliere. Lo ricordiamo come anno il 2019, pre-pandemia, era caldissima la questione dei migranti, caldissima. Quindi, diciamo, era importante chiedersi qual è la nostra idea di accoglienza, cosa vogliamo fare, cosa ci proponiamo, cosa vuole dire l'associazione sull'accoglienza, no? E sappiamo che questo non è un problema risolto, no? È una questione aperta, è uscita dalle news in questi anni perché insomma sono state popolate da altro, ma capire cosa vogliamo fare sui corridoi umanitari, no? In che modo vogliamo intervenire per creare un paese accogliente, okay? Nel modo che noi vorremmo, ecco. E questa sarà una delle sfide dei prossimi anni. L'anno successivo, nel 2020, la scelta cristiana è stata
tradotta, okay, nella scelta di annunciare. Ora la questione dell'annuncio è una questione fondamentale, no? Cioè, già in prima persona ci dobbiamo chiedere oggi noi, ciascuno di noi, quanto annuncia il Vangelo. Ma i nostri gruppi, ecco, sono una fiammella viva che annuncia il Vangelo nel proprio paese, nella propria, no, ecco, nella propria zona. Ecco, allora questo aspetto è un aspetto cruciale che sicuramente è una nostra sfida per gli anni a venire. Da ultimo, proprio quest'anno, la scelta Scout è stata tradotta nella scelta di educare. Sulla scelta di educare è uscito naturalmente moltissimo materiale, perché dove siamo particolarmente esperti. Ecco, io su questo vorrei darvi alcune parole chiave che esprimono un po' o la sintesi o delle tappe di questo percorso che abbiamo fatto e penso possano essere utili. Allora, la prima parola chiave è intero. Noi viviamo in un mondo che è molto frammentato, in cui le esperienze che le ragazze e i ragazzi fanno sono frammentatissime, no? Veloci e frammentate. Persino l'istruzione sta cambiando e diventa sempre più specializzata, no? Quindi mi specializzo su un frammento, su qualche cosa, anzi tanto più sono specializzato tanto più valgo, tipicamente, ok? E voi sapete invece che storicamente l'istruzione in Italia è sempre stata un'istruzione, ecco, che ha molto curato una certa ampiezza culturale. Uso sempre la parola cultura con un po' di timore perché è una parola importante e si sente poco, no? Ecco, allora l'esperienza Scout, no? L'educazione, quella che diciamo noi ci facciamo paladini nei territori, ecco, prima di tutto è un'educazione all'intero, no? Quindi aiutare i ragazzi a ricomporre tutti questi frammenti, no? E a capire che c'è un valore grosso, no? Nel riuscire a mettere insieme le cose più diverse che ai ragazzi capitano, ok? Quindi questo un primo punto. Ecco, il secondo è sintetizzato dalla parola individuazione non identità, perché individuazione è un processo dinamico che va sempre avanti, in cui uno continuamente ridefinisce la propria identità in relazione agli altri e alle cose che cambiano, no? E l'individuazione è un processo che dura tutta la vita, no? E anche la capacità di mettersi in discussione, che è quella che poi sappiamo bene tutti che nelle relazioni, no? Nel curare le relazioni, la capacità di mettersi in discussione è fondamentale. Ecco, un'altra parola di sintesi è la parola rischio. Dunque, il rischio è zero nella tomba. Diciamo, nella vita è maggiore di zero, tipicamente. Dunque, voglio vivere una vita che vale la pena? Ecco, io penso, no, detto che allora, i pericoli si evitano, no? I rischi si valutano e si corrono. Ok? Quindi questa è un po', diciamo, la linea guida, no? Pericoli li evito, i rischi li valuto e li corro. Io penso a rischio di molti di noi di cercare di minimizzare i rischi per i ragazzi. Cioè, se un gruppo, una staff, no, ha questa così tentazione, ecco, fa un pessimo servizio, quella di minimizzare i rischi.
Ecco, perché questo dobbiamo dircelo, l'avventura è rischio e la vita che vale la pena di vivere è un'avventura, no? La vita come un'avventura. Ecco, in questo, diciamo, la capacità di rischiare, di capire, diciamo, il giusto equilibrio, no? Tra la divisione tra rischio e pericolo, no? E quindi la capacità di rischiare, questa è una delle sfide, lo è, e per noi, per tutti, insomma, per gli anni prossimi, no? Quindi quest'idea di dire rischio minimo significa esperienza finta, no? E quindi insomma, un aspetto su cui ragionare. Ecco, poi la questione della partecipazione, no? Ecco, così, con quest'idea di fondo, partecipazione, tutti siamo grandi esperti, voi che siete qui, diciamo, che non vi basta fare attività eccetera, ma anche la domenica mattina venite in assemblea regionale, chiaramente insomma siete eroici, quindi l'idea di partecipazione, però l'idea di partecipazione intesa come il fatto che nessuno è così scarso da non poter dire la sua, no? Che, capito, la partecipazione alla vita dei nostri gruppi. Ecco, il protagonismo, no? È un po' collegato. Allora, se io penso alla questione del protagonismo, no? Rilego la mia esperienza. Allora, quello che succedeva, io non è che da ragazzo avessi grandi cose da dire, però quando le dicevo a Scout ero preso sul serio. A scuola ero preso sul serio se ero bravo, cioè se sapevo, no? Ecco, invece a Scout ero preso sul serio gratis. Cioè, se da cucciolo chiedevo, no? Ma cos'è quello? Ah, quello è il totem. C'era uno che me lo spiegava, pure felice di spiegarmelo, no? Ma ancora di più, quando avevo 13-14 anni, io potevo spiegare topografia al novizio, e non ora che ne ho quasi 50 e sono super formato e faccio il segno, non ora, avevo 14 anni e insegnavo delle cose a uno che interessavano. C'era un riconoscimento di una competenza e di una cosa fantastica che noi chiamiamo trapasso nozioni, che è una delle cose più importanti, no? All'interno quindi diciamo un buon capo, no? Garantisce il trapasso nozioni, ecco già quello, voglio dire, bingo, cioè proprio super, no? Ecco. E quella è stata la mia esperienza principale di protagonismo, cioè che avevo l'occasione di poter chiedere e di poter spiegare, di acquisire la competenza e di condividere la competenza che avevo, no? Quindi in quest'ottica, no? Nell'ottica dei tre momenti, come ce l'abbiamo noi semplificando processi più grossi, no? Scoperta, competenza e responsabilità, però guardate la centralità della competenza. Quindi la scoperta, scopro la competenza con qualcuno che ne è responsabile, che mi aiuta. Okay? Quindi un passaggio proprio molto semplice, che però è cruciale. Ecco, l'ultima parola è trasformazione. E l'ho accennato un po' prima, però le nostre comunità hanno valore se sanno trasformarsi e trasformare. Cioè una comunità chiusa in se stessa che non trasforma il territorio è una comunità utile. I nostri gruppi devono essere gruppi capaci di trasformare il proprio territorio, la propria parrocchia. Okay? E guardate, in questo noi siamo agevolati dal nostro metodo, che ha all'interno una serie di strumenti sempre molto utili, così giusto per fare un esempio.
io penso ai riti di passaggio, no? I riti di passaggio sono uno strumento potentissimo che per questo va valorizzato, no? nel modo corretto. Il rito di passaggio fa tante cose, però per esempio pensiamo al passaggio dal reparto al noviziato, no? Ecco, in quel momento la comunità, no? delle squadriglie del reparto riconosce a chi passa il noviziato l'aver concluso un cammino. Ma dove succede nella società di oggi che ti viene riconosciuto in maniera così chiara che hai compiuto un cammino, che sei partito ragazzo e hai finito guerriero, no? Cioè, in qualche modo. E la comunità te lo riconosce, mentre te lo riconosce si trasforma, perché questi ragazzi escono, la comunità, proof, cambia in maniera completa. E guardate, io mi ricordo ancora, quando ho passato l'Alpestock a Samuele, che era il vice, no? dei Bisonti, che era un gesto, per me era, non so, l'anno da caposquadriglia, è stato straordinario, no? Però lui era la migliore persona a cui passarlo, e io mi ricordo che lui mi ha guardato mentre glielo davo, non vedeva l'ora, non me lo sono dimenticato mai, non vedeva l'ora in qualche modo che io mi facessi da parte, e io ero felice. Sono percorsi in cui nessuno vuole mai farsi da parte nella nostra società, capito? E invece diventa un'esperienza che uno la vive come fosse naturale, anzi quasi con gioia, no? Cioè raggiungo una posizione di potere, la voglio mantenere a vita naturalmente, no? Cioè ci mancherebbe, no? E uno acquisisce da ragazzo questa dinamica straordinaria, che ho una sfida nuova, no? Che esco, quindi in quel passaggio c'è un riconoscimento oltre che un dono, cioè una cosa assolutamente forte. Probabilmente perché me lo ricordo? Perché i capi reparto, che magari avranno avuto 1000 difetti, però ci hanno fatto vivere in questa maniera semplice ma solenne, un po' curata, il momento del passaggio, no? Non è che ci è voluto molto, proprio perché è un gioco semplice, però ha funzionato perché funziona, perché hanno garantito che quel momento ci fosse, quindi questo, diciamo, è il modo in cui concludo, ok? Augurando a tutti noi, ecco, di riuscire a mettere in pratica quelle cose semplici del metodo, che poi sono il finale di tutti questi grandi percorsi di salita e discesa, 2 anni, 3 anni, 5 anni, tutti portati fondamentali, ma che si traducono alla fine in queste attenzioni semplici per le quali vale la pena discutere in comunità capi, vale la pena discutere anche il consiglio di zona. Non è vero che a consiglio bisogna parlare di robe burocratiche e basta e non di metodo. No, cioè questi pezzi metodologici sono parte di noi, della nostra proposta, di quello che siamo anche, ed è giusto che ne discutiamo in tutti i livelli. Detto questo, ispiro, concludo.